L'e-commerce ha avuto, come tutti sappiamo, un boom enorme nell'ultimo periodo e negli ultimi anni, ed è un boom che è ben lungi dal terminare. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo incentrato la nostra attività, la nostra innovazione specificatamente nell'aspetto logistico definito ultimo e primo meglio e nella fattispecie legato al mondo dei locker. I locker sono degli armadi elettronici che vengono installati nelle città, normalmente supermercati, stazioni di servizi, per facilitare praticamente la consegna dei pacchi agli e-shopper, come si chiamano. Ti offre la possibilità di ordinare online, farti arrivare il pacco al locker più vicino e poter andare a ritirare quando hai tempo di farlo, quindi senza dover aspettare a casa. Chiaramente un corriere che si reca presso un locker con una fermata riesce a fornire e a consegnare n pacchi. E soprattutto tutto questo ha anche un impatto da un punto di vista ecologico, perché evidentemente ciò determina una riduzione dell'incidenza di eventuali, per dire, incidenti, un'incidenza sul traffico, e soprattutto sono chilometri risparmiati con una riduzione delle emissioni evidentemente di CO2. Quindi abbiamo cercato di dare a tutto ciò un approccio, diciamo, innovativo, perché se il locker di per sé come hardware è una macchina relativamente semplice, quello che invece è un po' più complesso è il software che invece c'è dietro, che serve a gestire tutte queste varie funzionalità. È chiaro che poi la possibilità di avere a disposizione dei fondi europei, soprattutto per una startup come la nostra, diventa fondamentale soprattutto per velocizzare quelle che sono ovviamente le fasi di espansione di un'azienda, che diverso è se tu devi vivere necessariamente o spingere la tua attività con le tue risorse o se invece hai un supporto esterno che ti permette di portare avanti le tue idee e il tuo progetto.